Bentrovati. La nostra vita è fatta di incontri, questo è sicuro. Ci sono incontri che ci danno gioia, altri che ci danno dei pensieri, altri ancora che ci deludono o ci fanno soffrire. Ci sono incontri che facciamo quando siamo piccini, quando siamo a scuola e che poi ci trasciniamo per tutta la vita perché sono dei rapporti duraturi. Altri che invece ci accompagnano per un percorso di vita, per un tratto di strada e poi ci si allontana. Oggi, la puntata di oggi si intitola "L'ho incontrato e non lo lascerò mai". Don Bucolo, perché questo titolo e di quale tipo di incontro oggi vogliamo parlare? Allora, l'incontro di suo ha un valore importante per noi persone, perché l'incontro in ogni caso ti segna. È chiaro, come diceva, ci sono degli incontri magari casuali, ma ci sono degli incontri che ti lasciano dei segni. Ora, il tipo di incontro di cui vorrei parlare è un incontro, uso un termine forse anacronistico, forse passato di moda, forse anche un po' dà fastidio alla cultura del tempo, un incontro indissolubile. Indissolubile significa semplicemente un incontro che non si scioglie, un incontro che crea una vera e propria relazione autentica. Infatti in italiano, non a caso, al termine relazione utilizziamo a volte il termine legame. C'è una relazione che ha creato con la persona o con delle persone dei legami indelebili, dei legami incancellabili, dei legami importanti. Quindi comprendiamo bene che è vero che ci sono vari tipi di incontri, è vero che la vita è fatta di incontri, ma sono questi quelli che danno bellezza e verità alla nostra esistenza. E quindi questo tipo di incontro io vorrei in questo momento parlare in questa puntata. Quindi un legame che non si interrompe mai, un legame indissolubile. Esatto. E quindi di chi stiamo parlando? Giustamente la prima cosa che viene in mente, sicuramente in questa puntata, tratterà dell'incontro della mia metà, dell'anima gemella. Sono parole oggi molto comuni che in realtà io personalmente un po' critico. Perché? Stiamo parlando di un incontro di una donna e di un uomo, di una coppia. Esatto, incontro la mia metà. Marito e moglie. Esatto, incontro la mia metà a indicare che siccome io sono metà, l'altro mi dà quella parte mancante. Ma nessuno di noi fortunatamente è metà. Io pensare uno di noi che è metà mi sa di film di horror, qualcosa che mi spaventa. Oppure incontrare la persona che mi completa, ecco già questo mi nasconde dietro un pensiero che a mio giudizio è pericoloso. La persona che mi deve completare, quindi mi deve far felice. Una cosa ad esempio che io dico spesso ai percorsi prematrimoniali: tu non sposi o non stai pensando di sposare questa donna, quest'uomo perché ti deve far felice. Giustamente i ragazzi che fanno il corso prematrimoniale rimangono un po' di stucco. E perché? No, tu lo sposi o la sposi per renderla felice. Quindi non l'altro mi deve rendere felice, ma io devo sono chiamata a rendere felice l'altro. Significa che, siccome l'amo tanto, nel renderlo o renderla felice, questo mi dà una grande gioia. Quindi comprendiamo che nel parlare di un incontro, l'ho incontrato e non lo lascerò mai, non è la mia metà, non è la persona che mi completa, non è la persona che mi va felice, ma è qualcos'altro di molto più profondo e di molto più grande. Quindi stiamo parlando, e ne abbiamo un esempio, ecco, anche dei nostri ospiti. Esatto, qui ci sono Valentina e Alessandro, che sono, posso dire, mia sorella e mio fratello, con la quale condividiamo tante cose nella vita, quindi non c'è solo un rapporto di amicizia, anche, non c'è un rapporto di complicità, perché in tante cose anche collaboriamo nella pastorale. Tra l'altro loro hanno anche la follia, con i loro 4 figli, di studiare alla Giovanni Paolo II di Roma, quindi sono persone anche che si scommettono nello studio, ma sono persone anche che
hanno tanto da dare alla Chiesa partendo dalla loro esperienza. Per questo passo subito la parola sì, a loro. Direi proprio, perché sono curiosa di sapere come siete arrivati a questa conclusione. L'ho incontrato e non lo lascerò mai. Valentina, inizio da te, poi vado da tuo marito. Quindi cosa è successo nella tua vita che a un certo punto hai detto vabbè, questo è l'uomo della mia vita, basta. Niente, noi ci siamo incontrati al liceo perché abbiamo studiato insieme, quindi il nostro incontro risale a quando eravamo un po' più piccoletti, tra i banchi di scuola. E prima frequentavamo la scuola e quindi eravamo solamente compagni di classe, poi siamo diventati buoni amici, molto amici, e poi da quell'amicizia è nato un amore come tanti altri, come quelli dei ragazzi di oggi, tra i banchi di scuola, però che aveva un sapore diverso rispetto magari a qualche altra amicizia di allora. Alessandro, come si fa a capire così da piccoli, così giovani? Noi sappiamo quanti ragazzini hanno i loro primi amori che quasi sempre finiscono poi nel nulla, perché si è magari appunto poco maturi. Come si fa a quell'età a capire che quella è la persona giusta, che quella è la persona che amerai per tutta la vita? Beh, in realtà non c'è una formula che ti permette di verificare subito se è la persona con cui tu ti stai legando. Quindi siete stati fortunati. Sì, beh, sicuramente fortunati, però devo dire che ci sono tante considerazioni che si possono fare. È normale avere delle relazioni perché si impara a conoscere se stessi, a conoscere l'altro, si impara un po' a crescere appunto nelle relazioni, nel confronto, nella capacità di darsi, di offrirsi all'altro. Poi chiaramente bisogna metterci però del proprio, cioè devi anche viverla con serietà. È chiaro che se tu cominci una storia pensando solo al divertimento, al piacere passeggero, a queste cose, sarà molto difficile trovare la tua strada. Devo dire che nel nostro caso è stato un po' particolare, perché in realtà proprio nell'attimo in cui abbiamo deciso di fidanzarci, quello che ci siamo detti è stato subito: siamo entrambi consapevoli che dalla nostra amicizia, se andiamo oltre, verrà qualcosa di molto duraturo. Cioè, ce lo siamo detti proprio nei primi attimi, abbiamo detto ma andiamo avanti perché è sicuro che sarà qualcosa di lungo. Non lo so perché, ma lo sentivamo forte dentro. E sicuramente non è qualcosa che può riguardare solo noi. Certo. Valentina, continuiamo. A me piace pensare che quello che è successo a noi in realtà è quello che succede, no? Tutte le coppie che stanno insieme davvero e che si amano veramente. Perché quel per sempre che probabilmente ci siamo detti noi, quel ti amerò per sempre, quel ti ho incontrato e non ti lascerò più, sicuramente è per tanti, perché tanti ragazzini anche oggi si fidanzano, e quello che c'era allora in noi sono sicuro che c'è in tante coppie che oggi pensano di voler stare insieme per tutta la vita. Quell'indissolubilità in realtà di cui parlava Padre Salvo era già dentro di noi, ma è già dentro tutti i ragazzini che scrivono io e te per sempre, io ti amerò per sempre, io ci sarò per sempre, perché le storie d'amore, quelle vere, se nascono perché sono vere, non possono essere a tempo determinato, non avrebbe senso. Un amore vero, sincero, dura per sempre ed è indissolubile. Perché in fondo questa indissolubilità, lo diceva poc'anzi Valentina, fa parte dei nostri desideri più profondi. Cioè io sfido chiunque, anche ai ragazzi che magari sono alla loro esperienza di amore, che magari va bene, può essere un'infatuazione, ci sta, ma è normale che quando si entra in questo mistero c'è il desiderio dell'eternità, dell'indissolubilità, cioè del fatto di avere accanto a me una persona a cui io posso donarmi sempre e che la persona si dona a me. Quindi in realtà non stiamo affermando una regola, non stiamo affermando un valore che fa parte della Chiesa, che è giusto, l'indissolubilità. Stiamo parlando della verità dell'amore. Cioè tutti desideriamo un qualcosa che sia eterno, indissolubile. Quindi sì, ok, Alessandra e Valentina hanno avuto
la grazia, perché il Signore ha avuto questo progetto di incontrarsi da piccoli e di trovarsi fino ad oggi qui. Tra l'altro una cosa che mi piace sottolineare in questo studio, hanno insistito tanto che fossero insieme a fare la loro testimonianza ed è una cosa inedita per questo studio, per dire non ci lasciamo mai, però la loro storia diventa, possiamo dire, lo specchio dei desideri più profondi dei giovani, dei ragazzini, e soprattutto diventa anche uno specchio possibile. È possibile amarsi, incontrarsi e non lasciarsi mai. È possibile creare qualcosa di indissolubile, è possibile creare qualcosa che non si scioglie, perché se oggi i ragazzi non credono a questo, probabilmente perché mancano carne concreta, esperienza concreta di persone che dimostrano la bellezza. Oggi la cosa che si dice più comune è che il matrimonio è la prigione dell'amore, il carcere dell'amore, no? Per cui ci sono diversi aneddoti, immagini di quando qualcuno deve sposarsi, deve rinunziare alla propria libertà, quando in realtà il matrimonio non fa nient'altro che elevare e dare dignità e dare bellezza a quei desideri più profondi che in questo caso Alessandra e Valentina hanno custoditi nel loro cuore. Ecco, perdere la libertà. In realtà voi avete perso la vostra libertà, ciascuno di voi fa tutto sempre insieme oppure avete i vostri spazi? A noi piace fare le cose insieme, ma perché ci piace fare le cose insieme, quindi dico che questa è una libertà, cioè essere liberi di decidere di voler fare le cose insieme. Abbiamo ovviamente anche i nostri spazi, lavoriamo tutte e due, entrambi, abbiamo in ambiti i nostri, diversi, certo, quindi ciascuno di voi ha il suo lavoro, le sue amicizie, abbiamo i nostri suoi hobby, colleghi. i nostri interessi, però abbiamo anche tante cose che ci accomunano e che volutamente portiamo avanti insieme. E quanto è importante avere un progetto di vita in comune? Il nostro progetto di vita in comune è il matrimonio, è il sacramento del matrimonio che ci ha unito e sappiamo che è una cosa che ha portato a compimento il nostro amore e che non finirà mai più. Da quello sicuramente poi prendono vita tanti altri progetti e tanto altro. Il sacramento del matrimonio è un quid in più in una coppia che si sposa? Sicuramente molto di più. Cioè, Dio, unendo quelle due persone, le due persone che decidono di stare insieme per tutta la vita, in che modo interviene in una coppia? Allora, potrei dire in poche parole, anche se è una questione, non una questione, un qualcosa di complesso, la cosa che mi piace dire è che la grazia e il sacramento del matrimonio, in questo caso, rende Alessandra e Valentina ad amarsi alla maniera di Cristo, ad amarsi da Dio. Quindi non voglio togliere bellezza e dignità all'amore umano, due persone che convivono o che si sposano civilmente, ci mancherebbe altro, solo il quid è che loro sono capaci di amare come Cristo che ha donato tutto se stesso sulla croce, ma è qualcosa che è anche capitato a loro, perché ecco, noi li vediamo qui sposati in chiesa, ma loro due hanno avuto la loro bella conversione. Hanno scoperto Gesù Cristo dopo il loro innamoramento, dopo il loro amore, hanno avuto qualcosa, ecco quel quid per loro non era affatto scontato, quindi c'era un amore umano, c'era una bellezza, c'era una dignità, però quando Gesù Cristo entra nella vita, chiaramente avviene un'esplosione straordinaria che ti porta a vedere le cose da Dio, a vedere con prospettiva infinita, ed è quello che è capitato nella loro vita, nella loro storia. Quindi vi siete sposati, la fede non era ancora così manifesta, se capisco bene. Vi siete sposati in chiesa come tante persone fanno, magari così, perché ci si sposa in chiesa, perché molti lo fanno, perché i genitori ci tengono. Ecco, voi vi siete sposati in chiesa per non deludere i vostri genitori o perché? In realtà la conversione di cui parla Padre Salvo, grazie a Dio, l'abbiamo vissuta prima del matrimonio. Nel tempo del fidanzamento, che per noi è stato lungo, perché appunto avendo cominciato molto presto, cioè a 16 anni ovviamente, fatti dei conti, ci siamo stati un attimo, no, ci siamo stati un bel po' a diventare, diciamo, in età tale da poter prendere, fare una scelta consapevole. E nel frattempo abbiamo anche sperimentato gli effetti della conversione, questa
questa sì che ha dato uno slancio diverso alla nostra coppia, alla nostra relazione, perché poco fa Padre Salvo parlava di completamento, ma più che completamento è corretto parlare di compimento, cioè quel sacramento porta a compimento qualcosa che già esiste. che abbiamo tutti di innato, quel desiderio del per sempre ce l'abbiamo tutti dentro, nessuno comincerebbe una relazione pensando che però fra un anno ci lasciamo, fra 2 anni ci lasciamo, è molto triste, nessuno si auspica questo. Poi non ce la facciamo e ci si lascia, scopriamo di non essere l'uno la persona giusta per l'altro, però inizialmente tutti desideriamo che sia qualcosa del genere. Ed è quello che poi, quel compimento, quella grazia che si manifesta nella coppia di sposi cristiana, che poi ti permette anche di parlare di indissolubilità, cioè di viverla, quell'indissolubilità, perché non è un macigno che viene messo sulla coppia dei sposi, cioè la Chiesa non dà questo macigno su dei poveri cristiani che vengono caricati di un peso troppo oneroso, ma è una verità che viene rivelata e che tanto si annuncia per la gioia nostra, perché si possa vivere meglio. Quel compimento ci dà proprio la possibilità poi di trovare quelle motivazioni per stare insieme, perché è facile trovare motivazioni per lasciarsi, ne troviamo quante ne vogliamo, ma bisogna capire perché invece stare insieme. Certo, e su questa domanda, sul perché stare insieme e perché e come poter procedere e dire non lo lascerò mai, ci fermiamo qualche istante e ricominciamo proprio da qua. L'ho incontrato e non lo lascerò mai è il titolo di questa nostra trasmissione. Stiamo ascoltando l'esperienza di Valentina e Alessandro, che si sono conosciuti quando erano dei ragazzini a scuola. Il loro amore nel tempo è cresciuto fino a quando da grandi hanno deciso di sposarsi e nel sacramento del matrimonio poi hanno scoperto cosa vuol dire realmente non lasciarsi mai, anche se loro nel momento in cui hanno deciso di sposarsi è chiaro, come tutti quanti incontriamo una persona, è chiaro che il nostro desiderio è quello che non finisca mai quella storia d'amore. Stiamo parlando appunto anche di indissolubilità del matrimonio, nel senso che un matrimonio c'è un sacramento, il Signore entra nella storia di quella coppia, in questo caso è una coppia appunto di persone che hanno fede e che nel sacramento del matrimonio hanno scoperto anche una maturità diversa, un modo diverso di guardare la loro vita, di superare le difficoltà. Ecco, non un matrimonio celebrato in chiesa, tanto se ho capito bene per far contenti i genitori come ancora alcuni fanno, o per fare una bella festa o per scegliere una bella chiesa, ma con la consapevolezza e con la voglia di avere un progetto di vita insieme, quest'amore che non finisce, che magari nel tempo possa maturare, crescere, svilupparsi in maniera diversa, perché in tutte le fasi della nostra vita in realtà l'amore continua ad esserci anche fra persone anziane. Provo grandissima tenerezza quando vedo degli anziani che si tengono per mano e camminano per strada. Quella tenerezza, quell'amore, o quelle coppie che appunto hanno 50 anni di matrimonio, che lo festeggiano, che hanno questa voglia di festeggiare e di raccontare come loro sono andati avanti, non certo perché qualcuno li ha obbligati, ma proprio con la voglia, con la consapevolezza, con quell'affetto e quell'amore che li ha guidati per tutta la vita e che li ha fatto attraversare sicuramente momenti anche complicati, difficili. Simona e Alessandro hanno 4 figli, quindi immagino che non sia una passeggiata stare in famiglia con 4 bambini, insomma, di età diverse. Più un'arrampicata che una passeggiata. È un'arrampicata. Cioè, nonostante voi appunto siete felici e continuate questo vostro percorso di vita, ci sono invece delle coppie, Don Salvo, io questo lo vorrei dire, che invece incontrano delle difficoltà. Con tutto il loro cuore hanno pensato che quella è la persona giusta, che non si sarebbero lasciati mai, poi ci sono delle situazioni in cui invece un rapporto si interrompe. Magari ci si è sposati in chiesa e allora in quel caso ci si sente, come dire, rifiutati dalla Chiesa, no? Perché magari si incontra un'altra persona, si vive con un'altra persona. Ecco, io mi chiedo, è
chiedo, perché sono tantissime le persone che pensano ormai non posso più fare niente, mi posso solo sposare civilmente. È davvero così? Quanti matrimoni invece celebrati in chiesa, in realtà il sacramento non è così reale, indissolubile, e ci si può rivolgere in realtà alla Chiesa per dichiarare nullo il matrimonio? Allora, innanzitutto mi piace precisare, Valentina e Alessandro non sono la coppia o gli sposi del Mulino Bianco. Indubbiamente. Perché tutte le coppie, o perlomeno potremmo dire anche tutti gli sposi cristiani, hanno quelle crisi, quelle difficoltà, quelle domande di cui lei parlava, ed è normale, ed è legittimo, perché la vita ha una sua complessità, perché amare significa dare la vita. E non sempre dare la vita è una cosa piacevole, perché ci sono delle responsabilità, ci sono a volte delle ambiguità, delle incomprensioni fra marito e moglie, c'è il peso dei figli, c'è tutto un mondo, un universo della famiglia in cui uno a volte si chiede: ma chi me l'ha fatto fare? Perché è giusto, uno si accorge del grande peso. Quindi quelle crisi le hanno tutte le coppie cristiane, perché se no ci facciamo l'idea di chi magari è più fortunato, abbiamo qua i fortunatissimi a 16 anni, già tutto chiaro, e chi invece magari dopo una lunga ricerca su Facebook, su Twitter, finalmente ho trovato la mia anima gemella, poi si sposano, dopo un paio di mesi sto matrimonio va a fallire, dice: ma come, io pensavo di aver coronato. No, in realtà tutti abbiamo delle difficoltà. Il problema centrale, a mio giudizio, non è la persona, giusto o sbagliato, o neppure la relazione, per quanto ha un suo peso. Secondo me la domanda importante è: io ho la maturità nell'amare? Ho chiaro che significa amare? Ho chiaro che significa, amando quella donna, quell'uomo, mi lego di un legame indissolubile, eterno? Perché noi tante volte crediamo che il problema sia nella relazione, che c'è anche, ok, ma dentro di te, dentro la tua capacità di amore, dentro la tua maturità, a che livello sei? Quali erano le aspettative? Ecco perché, come lei diceva, parlava di matrimonio nullo. Attenzione, preciso, non annullamento del matrimonio, che si dice in modo errato, no? Oggi voglio avere l'annullamento del matrimonio. No, il matrimonio se c'è, c'è. Certo. Se non c'è si dichiara nullo, ma proprio perché la persona si è sposato, in realtà non c'era quella maturità, anche se però, apro e chiudo una parentesi, oggi purtroppo si gioca su questo per avere con grande facilità la nullità del matrimonio. Quindi io credo il problema grande è: c'è questa capacità di amare e c'è questa educazione all'amore. Posso fare un esempio concreto? Io per diventare prete ci ho impiegato 7 anni. Una coppia di sposi, e questo loro sono un esempio, perché il Signore gli ha dato la grazia. Loro hanno fatto un percorso triennale, oltre alle tante altre esperienze, per sposarsi. Quindi è vero che è importante saper amare, ma questa capacità, forse meglio maturità, si acquisisce nel tempo, crescendo man mano con un accompagnamento saggio. Ad esempio mi è molto capitato a volte, e ringrazio il buon Dio, di accompagnare dei fidanzati che sono andati in profonda crisi. Io loro benedico il Signore, dice: ma come? Erano così contenti finalmente di fare il percorso, perché quella crisi da fidanzati, e a volte si sono lasciati, è diventato un'occasione d'oro per comprendersi, comprendere cos'è la relazione, comprendere cos'è l'amore e darsi le giuste coordinate per portare la vita matrimoniale. Noi purtroppo, e questo forse dovremmo anche noi Chiesa riconoscere una responsabilità, diamo ai futuri coniugi quegli strumenti per poter vivere la missione coniugale. E questo è anche uno dei motivi per cui Alessandra e Valentina si stanno scommettendo nello studiare la Giovanni Paolo II, perché capiscono che forse dobbiamo formarci per essere anche loro capaci di accompagnare
le tante coppie di sposi che in realtà tante volte con grande facilità cadono in crisi o con grande facilità non percepiscono quel vino nuovo delle nozze di Cana, che è la grazia e il sacramento del matrimonio. Quindi questo è importantissimo, anche i corsi prematrimoniali. Capisco da questo suo racconto che una coppia invece ha capito che non era il momento, o forse non era proprio il caso di sposarsi, perché hanno compreso ancora prima del matrimonio che non era, come dire, non era bene sposarsi. Oppure Che avrebbero fatto un errore nello sposarsi. Quindi ecco, non sottovalutiamo neanche questi corsi prematrimoniali, perché molti fidanzati li fanno solo perché devono avere il foglio di carta per dire ok, mi posso sposare in chiesa. Però attenzione, perché anche lì molti pensano, parlando della possibilità di chiedere che venga dichiarato nullo e non annullare, ma nullo il matrimonio, significa che in quel momento il sacramento non c'è stato e i motivi sono tantissimi. Tante persone pensano: ah no, io ho avuto un figlio con mia moglie o mio marito, quindi non si può dichiarare nullo. Non è così, possiamo anche dirlo, perché personalmente, ecco perché Benedetto XVI invece ha reso un po' più semplice e anche meno costoso, perché c'è anche questo. Papa Francesco, sì, Papa Francesco. Mi ricordavo Benedetto. Sì. Papa Francesco ha detto: verifichiamo tutti questi matrimoni che certo. sono falliti, eccetera, se veramente erano validi agli occhi di Dio certo. e della Chiesa, perché tanti purtroppo si sposano senza neanche comprendere cosa stanno andando a fare in Chiesa. Però noi stiamo parlando di amore per sempre, di non lo lascerò mai, quindi stiamo parlando di coppie che invece hanno avuto la maturità di capire questo. Hanno avuto anche la grazia di chi li accompagnasse, hanno avuto gli incontri inaspettati, che li ha anche smontati, illuminati, e anche la cosa bella, quando una coppia di sposi fa esperienza di questo, diventano non solo protagonisti del loro matrimonio, ma diventano protagonisti nell'accompagnare altri fidanzati o altri giovani sposi, perché è chiaro, nella vita, ma anche e soprattutto nella Chiesa, quando sperimenti una bellezza, quando sperimenti la grazia, la vuoi condividere con gli altri, ti senti responsabile, nel senso, l'ho sperimentato io, è bello che lo sperimentano gli altri ed è bello che quando io ho imparato nella mia vita lo posso donare agli altri, ed è quello che loro anche fanno. Tante volte non l'hanno detto, ma la loro casa diventa un vero luogo, una sorta di confessionile, se così possiamo dire. Di coppie in crisi. O anche di fidanzati che cercano una luce, e questo è bello perché sperimentano la chiesa domestica, che non c'è orario, possono anche finire a mezzanotte. No, mezzanotte spesso si comincia. A mezzanotte si comincia perché devono mettere i bambini a dormire, e qui si vede la soggettività di sposi che hanno consapevolezza che il loro sacramento è per la missione della Chiesa. Questo è bellissimo, quindi possiamo anche consigliare a sposi che magari stanno attraversando un momento difficile: rivolgetevi anche a persone come Valentina e Alessandro, a queste coppie che invece si donano anche agli altri, perché non solo vivono il loro amore, il loro matrimonio, ma riescono a dare, come dire, un supporto, un aiuto a futuri sposi, ma anche a sposi che in quel momento magari sono in profonda crisi. Padre Salvo, che ci conosce, diceva questo, appunto, che siamo ancora studenti, però questa è una cosa che compete a tutti, cioè quando diventi sposo e hai quel sacramento, quella stessa grazia ti permette di essere strumento di salvezza per altre coppie, è bene formarsi, cercare di saperne di più, di studiare la bellezza di certe cose. Noi abbiamo fatto diritto canonico matrimoniale, a proposito di nullità, di queste cose, c'è un mondo dietro, è affascinante, però la cosa più importante è la grazia che opera, per cui tu a volte ti ritrovi a dire delle cose che per te sembrano banali e per la coppia che è davanti in crisi invece sono fondamentali. Noi per esempio, una cosa che facciamo quando capitano le nostre liti, le nostre difficoltà, le nostre crisi, non mettere mai in discussione il matrimonio.
Cioè possiamo avere tutti i problemi che vogliamo, ma il matrimonio non è in discussione. E invece oggi è tanto facile, appena c'è una difficoltà, vuol dire che non siamo fatti per stare insieme, vuol dire che questo matrimonio deve finire. Questo è un inganno. Questo è un inganno perché siamo abituati troppo all'usa e getta, cioè fin tanto che una cosa mi va bene, sì, poi se il telefonino non va più lo cambio, ne prendo un altro. E ci si perde il bello di quello che invece è la continuità, quell'arrivare appunto all'essere quei vecchietti che camminano ancora con la mano, perché se te la lasci la prima volta che uno inciampa ti sei perso tutto il tragitto che è ancora davanti. Valentina, per chiudere, perché abbiamo finito il nostro tempo. Per chiudere, non so, io vorrei dire alle coppie che sono in difficoltà che ci sono tanti strumenti e che come possiamo cerchiamo aiuto per tutte le malattie fisiche che abbiamo e andiamo dai migliori medici, io cercherei aiuto da chi può veramente aiutarci. A noi è capitato e quando sai che c'è qualcosa di bello, che non vuoi rovinare, qualcosa di importante, che hai il desiderio di portare avanti, anche hai la possibilità, il dovere, il diritto di chiedere aiuto. Bene, Don Salvo, una parola proprio per chiudere, un augurio, qualcosa? Ma io credo che da questa puntata, ma anche dalla testimonianza, comprendiamo che il desiderio più profondo del nostro cuore è proprio un legame indissolubile. E questo legame indissolubile è possibile se noi veramente ci crediamo e lo desideriamo. Grazie. Grazie a chi ci ha ascoltato fin qui, alla prossima.